C'è qui con me Cecilia Luce, Ciao. una cantante, anzi diciamo una cantautrice, che forse è più corretto. Esattamente. Perché tu mi hai portato qua un tuo CD che poi ascolteremo, non tutto, ascolteremo qualche pezzo. Tu scrivi canzoni in inglese, fondamentalmente, o anche in italiano. Ho iniziato scrivendole in italiano quando ero piccola, perché ho iniziato a scrivere da quando avevo 13 anni. Caspita. E ho iniziato scrivendole in italiano i testi. Dopodiché ho ripreso a scrivere nel 2009, appunto anche per questo progetto, e da lì ho ripreso scrivendo in inglese. Come mai è cambiato dall'italiano all'inglese? Ti sembrava più musicale la lingua? Io ho sempre preferito cantare in inglese, Ah, ecco. sin da piccola. Scrivevo in italiano perché appunto non avevo le conoscenze Certo. della lingua, poi con lo studio, andando avanti con l'età, ho imparato la lingua e mi sono sentita sempre più a mio agio con l'inglese. Poi questi testi li ho scritti in inglese, ma sono stata aiutata comunque, seguita da una cara amica che si chiama Liz. Diciamo che hanno più una mia impronta, mi riconosco molto di più nel cantare Ho in capito. inglese. E gli argomenti che tratti? Ma sono vari, vanno dall'amore in generale all'amore interiore, la crescita spirituale, l'amore verso la natura, gli animali. Positivi, quindi, dei testi che parlano di cose positive, l'amore. No, vedo una faccia strana, no, beh. Sono un po' malinconici anche. Ah, sono anche sì. un po' malinconici. Per esempio, adesso ascolteremo Strong. Di cosa parla Strong? Strong parla di quella forza interiore che ognuno ha dentro di sé e Che dovrebbe serve, tirar fuori. assolutamente, che viene fuori quando ci si sente giù, quando ci sono dei momenti che cadiamo inesorabilmente. Caspita, anche a ci causa, sono, sì. a causa degli altri, a causa di qualsiasi cosa, paure e non. E io personalmente in questi momenti riconosco sempre che c'è una forza interiore che mi fa tirare su, ed è proprio forte, per questo che mi sento forte. È vero, capita anche a me, sai, magari ci sono dei momenti della vita, magari anche tanti, in cui uno è triste, è giù, sta male, magari capitano cose veramente brutte, però poi senti dentro di te una forza incredibile che ti fa andare avanti. Adesso a me vengono in mente i terremotati dell'Emilia, no? Ecco, loro hanno perso tutto, quasi tutto. Eppure ho sentito varie interviste e queste persone dicevano che loro vogliono andare avanti, ed è una cosa bellissima, ovviamente. E allora dai, ascoltiamo Strong e poi ci risentiamo.